Il prossimo 15 maggio scade il mandato di Giorgio Napolitano quale Presidente della Repubblica Italiana. Rispetto a quanto sancito dalla legge dello Stato in materia, vi sarà un anticipo di 30 giorni rispetto alla scadenza del mandato, quindi la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica dovranno riunirsi in una seduta comune per trovare un accordo sul nome di colui che guiderà l'Italia come nuovo Presidente della Repubblica. Dal 1946 ad oggi, questa del 2013, sarà la 12ª elezione di un Presidente della Repubblica. L'orientamento politico dei precedenti 11 presidenti è stato sempre influenzato dalla situazione politica che l'Italia attraversava nel momento che il capo dello Stato veniva eletto. Chi potrebbe essere quindi il nuovo Presidente della Repubblica? Stringendo l'obiettivo su Agrigento, unico comune denominatore è confusione. In pochi hanno le idee chiare sia sulle modalità di elezione che sui papabili nomi al momento più accreditati. Un po' difficile, dati i nostri politici che sono. Io riconfermerei Napoletano. Le personalità politiche che emergono, a mio giudizio, non sono all'altezza. Forse una donna per cambiare sarebbe una rivoluzione. Sicuramente Napolitano ha garantito l'unità nazionale in questo suo mandato e è stato la persona che ha difeso i principi della Costituzione, dell'unità nazionale e anche della legalità. Un punto di riferimento che termina il suo incarico e siamo fiduciosi che il suo successore farà altrettanto. Chi vorreste alla guida al vertice dello Stato italiano? Non ne ho la minima idea. Si parla di nomi importanti come D'Alema, Prodi, ma anche donne come la Cancellieri, Anna Finocchiaro. Forse la Cancellieri potrebbe essere un buon presidente. Chi vorresti come Presidente della Repubblica? È detto da un giovane, ha un peso diverso. Sarebbero diversi nomi interessanti per questa alta carica. C'era l'attuale presidente del Senato, Grasso, che era uno che più mi sarebbe piaciuto.